Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 28 aprile 2022. Condannato a 3 anni e un mese di reclusione un 75enne di Limana, ex amministratore unico di 2 società immobiliari. Era a processo con diverse imputazioni, riconoscimento di passività inesistenti, distrazione di risorse finanziarie delle società per una somma di circa 25.000 euro, bancarotta e omessa richiesta di fallimento visto che le società che amministrava avevano accumulato un passivo di oltre 9 milioni di euro. Assolto un docente universitario di Padova, originario di Limana, coinvolto nel procedimento in quanto creditore personale del 75enne. Di 1 anno e 10 mesi, invece, con pena sospesa, la sentenza ai danni di un 55enne di Fara dal Pago, accusato di violenza sessuale, atti persecutori, molestia ed evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo era imputato anche di minaccia, ma in aula la vittima ha ritirato la propria querela, facendo cadere il capo di imputazione. Gli episodi al centro della vicenda risalgono all'estate del 2020. Parti offese, 2 donne di 45 e 55 anni. Al 55enne è stato riconosciuto uno sconto di pena per un vizio parziale di mente appurato da uno psichiatra. Incendio in un'abitazione di Cianderiessa, Cortina. Le fiamme si sono innescate ieri poco prima di mezzogiorno nella mansarda di un edificio a 3 piani, fortunatamente vuota quando è scoppiato il rogo. Sul posto i pompieri per le operazioni di spegnimento. Al vaglio dei tecnici le cause di quanto accaduto. Per favorire gli accertamenti, l'abitazione, pesantemente danneggiata e inagibile, è stata posta sotto sequestro. Lavoro: in forte aumento i dati delle dimissioni volontarie nel Bellunese, 7.860 quelle registrate nel 2021, la cifra più alta degli ultimi 10 anni. E quanto emerge dalle statistiche elaborate da Veneto Lavoro, statistiche che evidenziano come la scelta di lasciare il posto riguardi soprattutto le fasce di età tra i 20 e i 29 anni e tra i 30 e i 39. Uniforme la distribuzione nei diversi settori, le dimissioni prevalgono tra soggetti di cittadinanza italiana con diploma di scuola media superiore e con contratto a tempo indeterminato. Passiamo allo sport. Calcio, Serie D, ritrova il successo la Dolomiti Bellunesi, vittoriosa ieri pomeriggio nel turno infrasettimanale di campionato contro il Cagliero Terme. Un successo per 4-2 arrivato grazie alle reti messe a segno da De Paoli, Onesco, Cossalter e Corbanese. Ora la Dolomiti, che non conquistava i 3 punti da 7 gare, balza al 7° posto in classifica a 5 lunghezze dai play-off, obiettivo stagionale. E sempre a proposito di calcio, il Longarone Alpina si è aggiudicato la Coppa Veneto di prima categoria battendo in finale i vicentini del Due Ville. Sfida decisa ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1 e i supplementari sul 2-2. Disputata ieri sera anche la prima semifinale di Coppa Dolomiti, trofeo per formazioni di terza categoria. A staccare il pass per la finalissima il Suis, vittorioso 9-8 sul Nogaré ai rigori. Questa sera si conoscerà il nome della seconda finalista che emergerà dall'incontro di Fortogna e Valzoldana. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.